e di fronte alla sovranità del Monte Pelmo, del Caregon del Padre Eterno, a così inizio questa mia nuova giornata che mi spinge lungo la Val Fiorentina in quello che è il versante che guarda verso le Rocchette di Prendera, Malga Prendera. Ed eccolo laggiù, il versante a sud del Monte Civetta, quel versante che guarda direttamente verso la Val di Zoldo, sebbene io ora mi trovo già all'interno della Val Fiorentina. Sia la Val di Zoldo che la Val Fiorentina, per quanto riguarda sia il Monte Civetta che il Pelmo, si aggiudicano, diciamo così, delle piccole porzioni territoriali. E mi lascio quindi un po' alle spalle questi due massicci rocciosi che avremo occasione di ammirare più tardi nelle quote superiori. Ora il primo step di questa mia giornata direttamente al rifugio Città di Fiume. E qualche minuto da dedicare alla bellissima Malga Fiorentina, da dove posso ammirare sicuramente uno dei punti di vista più suggestivi e più imponenti del Monte Pelmo. (1917 metri di altitudine), il rifugio Città di Fiume. E lascio ora il rifugio Città di Fiume. Devo fare una nota tecnica in merito a questo rifugio. Tenete in considerazione che se volete camminare lungo questi sentieri, lungo questi territori in questo periodo, il rifugio è aperto per gli orari di pranzo. Tiene un orario dalle 11 alle 15 del pomeriggio per poter pranzare, ma si raccomanda comunque sia di telefonare sempre al rifugio, anche per dover prenotare, soprattutto se puntate a una giornata tipica del weekend dove potrete magari trovare anche parecchia gente. E dobbiamo tenere presente una nota geografica importante, perché io sto parlando di Val Fiorentina, ma dovete considerare che la valle è presa in considerazione lungo questo cammino per i punti panoramici, perché gli occhi durante il cammino guardano verso la valle. Il rifugio Città di Fiume, l'intero sentiero e anche fino a raggiungere Casera Prendera rientrano all'interno del territorio comunale di Borca di Cadore, che si trova lungo la valle del Boite, quindi la valle opposta a quella in cui mi trovo io ora.
Il sentiero prosegue su questo ben battuto cammino. Si tratta poi di una strada forestale estiva, per cui molto ben marcata anche durante l'inverno, e ovviamente una prima vista in direzione delle bellissime rocchette di Prendera, che a quest'ora sono già illuminate da questo sole di inizio febbraio. E da Forcella alla Puina una bellissima panoramica che guarda direttamente lungo la valle del Boite, oltre che a questo versante che guarda in direzione del Sorapis, l'inconfondibile piramide che svetta ad oltre 3000 metri del monte Antelao. Ed ora si prosegue, lascio il Col della Puina alle mie spalle in direzione di Casera Prendera, ai piedi proprio delle meravigliose rocchette. E il Monte Civetta, che ora è illuminato da questo mio meraviglioso sole, da questo meraviglioso cielo che sembra esplodere di luce, meraviglioso. Le rocchette di Prendera diventano inevitabilmente le regine, le stelle di questa giornata che guarda in direzione della Val Fiorentina per quanto riguarda il versante alla mia sinistra attualmente e la Valle del Boite per quanto riguarda invece il mio versante sulla destra. Le rocchette, le regine incontrastabili di questo territorio così ampio, così meraviglioso, così vasto, non essendoci nemmeno la presenza di boschi, per cui dà così l'opportunità di ammirare punti panoramici che vanno verso le Dolomiti Bellunesi e alle mie spalle in direzione addirittura delle Valli di San Martino, della Marmolada e del Gruppo del Sella. Ancora pochi minuti per avere già un primo punto di vista che guarda direttamente in Casera Prendera. Ormai è questione di 10-15 minuti continuativi di cammino, per cui una volta giunti così ai piedi
di questa lunga cresta che raggruppa a sé le varie rocchette che poi ovviamente formano le rocchette di Prendera in generale. È questione solo appunto di pochi minuti, con questo sole che un po' alla volta sta spuntando non solo alle spalle del Pelmo che me l'ha tenuto nascosto fino ad ora, ma un po' alla volta sta spuntando anche tra queste leggere velature che comunque mantengono una temperatura molto buona, quasi direi primaverile. Adesso non vorrei esagerare, ma comunque sia con delle raffiche di vento a volte che ti portano un po'. Togli il cappuccio, metti il cappuccio, togli il cappuccio, metti il cappuccio. E lascio ora Casera Prendera, la lascio temporaneamente, tornerò qua giù più tardi per il mio pranzo a sacco. Salgo leggermente di quota, un dislivello benché minimo che guarda direttamente in Forcella Col Duro, da dove poter ammirare uno dei panorami sicuramente più belli, più particolari, che guardano verso il Mondeval, quindi nel cuore della Val Fiorentina. E come si può ben vedere, una volta arrivato in Casera Prendera, la traccia del sentiero praticamente finisce, prosegue su alcune battiture presenti dove bisogna porre un po' di attenzione giusto per trovare la giusta linea di salita, la giusta linea di cammino senza perdersi in mezzo a questi versanti che adesso sono, a differenza di ciò che ho trovato prima, molto pieni di neve, per cui si rischia di camminare e di sprofondare fino alle ginocchia se non si hanno le ciaspole ai piedi. Quindi un po' di attenzione solo nel cercare di individuare quelle tracce già marcate di chi ci ha preceduto, in questo caso di chi mi ha preceduto, e andare su con tranquillità, perché adesso questo è l'ultimo strappino, l'ultimo tratto più impegnativo dell'intera giornata, e poi sarà tutto un piacere, soprattutto su in Forcella, nella Forcelletta, dove è possibile poi ammirare ciò che tra un po' vi farò vedere.
E con questo vento che nel mio pensiero rappresenta il respiro della terra, l'infinito. E da un punto di vista panoramico andiamo un po' con ordine. Dietro mi lascio il becco di Mezzodì che guarda direttamente in direzione della Groda da Lago. Più lontano invece Cima Ambrizzola, l'Astoide Formin, Ponta l'Astoide Formin, più lontano il Cernera, la vetta del Mondeval e in lontananza il Monte Civetta. Però ciò che risalta maggiormente da un punto di vista panoramico è la vista proprio di quello che in lontananza, più ad ovest, si presenta come il massiccio del gruppo delle Pale di San Martino. Ed ora da Forcella Col Duro, giusto per non farmi mancar nulla, soprattutto da un punto di vista panoramico, una deviazione extra in direzione della vetta del Col Duro, quindi per avere una panoramica, una visuale di tutto ciò che io definisco l'infinito in questo momento, da una quota maggiore, quindi con un risalto sicuramente diverso. Che dai 2335 metri di altitudine della vetta del Col Duro la panoramica che si apre sicuramente rispetto alla Forcella, che sta leggermente più giù di un centinaio di metri, sicuramente offre delle prospettive ancora maggiori, prospettive che a questo punto si allungano all'orizzonte verso i gruppi montuosi delle Dolomiti del Trentino. Ed ora rientro in direzione di Casera Prendera, dove è arrivato il momento di mangiare. Siamo già ad orario di pranzo, quindi sicuramente un punto di vista straordinario, molto, molto forte, che guarda verso il Pelmo, che guarda verso la bellissima Valle del Boit, e mangiare al cospetto di tutto questo ben di Dio, di questo mondo naturale così straordinario, penso che non abbia eguali. Ed ora lascio la Casera, rientro in direzione del rifugio Città di Fiume per rientrare così nuovamente al punto di partenza di questa mattina. Ora il Monte Pelmo e la civetta che ho di fronte tornano ad essere definitivamente protagoniste in questa fase finale di rientro di questa escursione, che non si compone di un anello, come avete potuto vedere e come vedrete anche nel grafico finale, ma solamente di una linea unica, un senso unico di marcia, per poi
riprendere nuovamente il stesso sentiero, la stessa via di cammino che si è intrapreso la mattina per salire fin quassù. E a prescindere dal vento che trovo in quota in questa giornata, a quest'ora, primo pomeriggio, sono circa le 13:45, il sole è bello caldo, si sente un leggero tepore che, a differenza di questa mattina, rende questa neve molto più friabile, molto più. E non ci crederete, ma per essere il 3 febbraio, al riparo ovviamente dal vento, la mia applicazione interna mi dà una temperatura di 17 gradi, sono le 2 del pomeriggio. Ed ora qualche infotecnica in merito a questa escursione. Dal punto di partenza del parcheggio più a valle del rifugio Città di Fiume, quindi parliamo all'altezza della strada che collega il passo Staulanza con Pescule, con l'intera Val Fiorentina, 1600 e qualcosa metri di altitudine, confrontando con i 2335 metri di altitudine invece del Col Duro, quindi siamo all'incirca di media poco più sui 700 metri di dislivello. Le tempistiche invece, tenete in considerazione che le tempistiche che io do sono sempre individuali, quindi queste sono le mie e diciamo che tengo abbastanza un ritmo sulla media da buon escursionista, ecco. Dal punto di partenza arrivare a Città di Fiume sono circa 45 minuti, insomma 3/4 d'ora, però tenendo in considerazione il punto di partenza a Casera Prendera siete in casera nel giro di 2 orette e mezza, 2 orette e 3/4. Poi lo strappone finale che sale in direzione prima di Forcella Col Duro e successivamente in vetta al Col Duro, lì potete metterci pure abbondantemente un'altra oretta, ecco, diciamo, forse sto anche esagerando, però poi sono sempre tempistiche ovviamente individuali. In questo caso io poi sono rientrato in Casera Prendera, dove ho pranzato a sacco, e da quel punto lì, per giungere nuovamente al punto di partenza lungo la strada di collegamento adiacente al grande parcheggio del rifugio Città di Fiume, quella bella oretta e mezza, oretta e 3/4 all'incirca, forse anche meno, ecco, considerando che comunque il rientro è quasi completamente in discesa, quindi molto più agevole e che si percorre in maniera molto tranquilla e praticamente con poco impegno, a meno che quei 700 e più metri di dislivello che avete affrontato durante l'unica via di salita, quindi arrivando al Col Duro, alla vetta del Col Duro, non abbiano un po' appesantito le vostre gambe, il che è un po' abbastanza normale, per cui. Però le tempistiche sono queste, quindi è come sempre individuali. Ciaspole sì, ciaspole no, io direi ciaspole sì, soprattutto da Casera Prendera per giungere prima in Forcella Col Duro e poi salire in vetta al Col Duro. Il tratto che dalla Casera sale in Forcella non è più ben battuto come questa strada forestale che trovate fino praticamente alla Casera stessa, quindi in quel tratto là, a meno che voi non salite all'interno di questi boschi, di questo sentiero
nel giro di poche ore da una bella nevicata, è ovvio che allora le ciaspole diventano indispensabili per tutto il tragitto. Se no, considerate che fino al rifugio Città di Fiume è ben battuta, come state vedendo ora, ed è ben battuta anche nel settore centrale, quello che dal Città di Fiume sale alla Casera Prendera. Da lì invece, indipendentemente dalla situazione neve, magari anche se sono giorni che ha nevicato e qualcuno potrebbe aver già creato una battitura, vi consiglio le ciaspole, perché effettivamente oggi in certi frangenti sarebbero state, diciamo, non utili, però insomma in diverse occasioni mi sono trovato sprofondare fino alle ginocchia, quindi è difficile anche trovare una battitura ben marcata, è difficile trovare, diciamo, quel riferimento che è più fattibile, più facile trovare nella fase di salita fino alla casera stessa. Ecco, quindi direi ciaspole anche sì.